La corrente elettrica che salta improvvisamente in un territorio vasto 5 comuni, con conseguenze inevitabilmente pesanti, dagli ascensori bloccati ai semafori in tilt. Quasi 3 ore di caos tra Castelfranco, Castello di Godego, Vedelago, Resane e Altivole. Nella città del Giorgione i problemi maggiori, anche perché qui ha avuto origine il problema. Tra i primi a esserne informati il sindaco Stefano Marcon. C'è stato un blackout che ha interessato la centrale primaria di San Floriano, e ricordo essere quella centrale che trasforma l'alta tensione a 20.000 volt, un guasto tecnico. Un guasto che ha provocato anche un principio di incendio, di cui l'intervento anche dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato poco dopo le 8, immediato l'invio dei tecnici per cercare di riallacciare la corrente, mentre negli edifici pubblici gli ascensori si bloccavano, con utenti impauriti all'interno e il traffico andava in tilt per i semafori non funzionanti. Qualche criticità negli impianti semaforici piuttosto che nelle strutture ricettive. L'ospedale fortunatamente ha il suo sistema che riesce a compensare questi blackout. Ad oggi io non ho contezza di danni rilevanti a cose o persone. Gran parte delle situazioni critiche risolta poco prima delle 11. Qualche ore dopo è giunta anche una nota di Terna, gestore di trasmissione elettrica nazionale. Il disservizio nella zona di Castelfranco si è verificato per problemi sulla rete di distribuzione, scrive l'azienda. Per quanto di sua competenza, Terna è subito intervenuta a supporto per ripristinare la situazione, tornata prontamente alla normalità.